Un altro appuntamento che si inserisce nell'ambito della promozione culturale del territorio di Realmonte è appunto quello di stasera, con la presentazione di un testo molto bello, molto divertente, che mette al centro il tema della politica. È di Andrea Cirino, Tutta colpa di Solone. Che dire, abbiamo discusso sul significato della politica, della democrazia e su come questi temi devono essere portati alle nuove generazioni per costruire un futuro consapevole, dove i ragazzi abbiano capacità di discernimento anche politico e molta consapevolezza su dove sono e su dove vogliono andare. Come sindaco del territorio quindi non posso che manifestare ancora una volta tutta la mia soddisfazione e ringraziare il professore Carrubba, che ancora una volta ha dato prova della sua grande professionalità ed esperienza e ci ha aiutato a fare la differenza. Devo ringraziare il sindaco Lattuca, la sindaca Lattuca, perché ha saputo organizzare queste manifestazioni culturali qui a Realmonte, dove hanno visto appunto tantissimi uomini di cultura, scrittori e tanti altri personaggi. Questo è importante perché fa capire che la sindaca ama questa città. Stasera abbiamo presentato questo mio libro, Tutta colpa di Solone, dove io cerco di mettere in luce alcune criticità del mondo della politica. Io quando ho scritto l'idea che mi è venuta di scrivere questo libro guardavo la Valle dei Templi, quindi guardavo cosa hanno fatto i greci 2400 anni fa, le bellezze che hanno costruito nella nostra città, dove Pindare appunto l'ha definita la città più bella dei mortali, mentre oggi noi siamo senza un'autostrada, senza le ferrovie e senza un aeroporto, e siamo agli ultimi posti, diciamo, della cultura, di qualsiasi cosa. Abbiamo avuto il privilegio di essere nominati capitale della cultura. Questo è importante, speriamo che il nostro sindaco e questa amministrazione possa far decollare questa nostra martoriata città. Però ci sono tre componenti fondamentali: ce n'è una romantico-sentimentale, dove il protagonista, che poi sarebbe anche l'autore, ripercorre alcuni luoghi dell'infanzia e li rivive proprio con un'atmosfera molto graziosa. Una seconda fase è quella della denuncia, dove nel libro si coglie che c'è uno spaccato di quel tipo di politica rispetto al quale il protagonista naturalmente è insofferente. Poi c'è un terzo momento, quello finale, che è quello della speranza, quando il protagonista Niria, che poi si identifica sempre con l'autore, richiama la figura del padre, una persona semplice, un onesto lavoratore che non ha voluto mai avere contatti con la politica. Allora il messaggio qual è? Che probabilmente questa politica, che oggi è incanalata verso una deriva che sembra inarrestabile, probabilmente grazie ai cittadini che si rinsaveriranno avrà la possibilità naturalmente di cambiare le cose e di poter guardare con speranza a un futuro migliore. Tutta colpa di Solone di Andrea Cirino, un romanzo che ha un valore storico, delinea, è come se facesse l'autore una sorta di radiografia su quello che è il disegno politico-sociale sia ai tempi di Solone, per tracciare, come dire, meglio quella che è la nostra realtà e la quotidianità. Quindi è un testo che vuole denunciare, criticare e ragionare su quelli che sono i fatti economici, politici e sociali del nostro tempo.